Azzurro Digitale è appunto una startup padovana fondata dai 3 giovani ragazzi, Jacopo, Carlo e Antonio. Noi siamo attivi nell'ambito della consulenza per la digital transformation nel settore del manifatturiero. Azzurro Digitale si occupa di portare avanti progetti custom, quindi progetti su misura in base alle aziende con cui collaboriamo, per appunto integrare la digitalizzazione all'interno dei processi industriali, quindi portare innovazione in un ambito molto statico a volte. La nostra sfida, la nostra proposta è di chiedere come appunto il nuovo contesto dell'intelligenza artificiale può aiutare questo servizio di supporto al cliente, sia in termini direttamente verso il cliente, quindi nel fatto di permettere una fruizione rapida di alcune informazioni magari legate semplicemente alla parte di manualistica o comunque di mancanza di training o formazione che possono essersi verificate durante la messa al terra del progetto o anche semplicemente perché in azienda è arrivata una persona nuova che non ha partecipato al setup, e allo stesso tempo anche diciamo interna di come di fatto questi flussi di intelligenza artificiale possano aiutare il support a essere più reattivo, ad avere magari una categorizzazione automatica dei ticket, a capire anche gli errori di categorizzazione che un utente può farmi nell'apertura appunto di una segnalazione e anche magari nella costruzione di un pregresso.